Madonna manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, va in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla qui con la piccola barca perché lo scaffa una falla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio. Onorevole, onorevole, questo è il disonorevole. Onorevole, onorevole, è davvero disdicevole. Aldi Day, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. Ci sei o non ci sei? Aldi Day, ci sei o non ci sei? Serve una nuova soluzione, c'è troppa corruzione. Capisco è umano sbagliare, però si può rimediare. Non puoi guidare l'Italia, te ne devi andare, ma non sai più rinunciare, non ti sai più abituare. Chi fa politica in fondo è perché ama il potere. Prima sei stato indagato, sei stato incriminato, qualcuno ti ha giudicato, sei stato condannato. Voi siete 1 su 5, noi siamo più di 1 milione. Guarda la piazza, guarda quante persone. Onorevole, onorevole, questo è il disonorevole. Onorevole, onorevole, è davvero deplorevole. Aldi Day, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. Ci sei o non ci sei? Aldi Day, ci sei o non ci sei? Serve una nuova soluzione, salviamo la nazione. Ci sei o non ci sei? Mie non ho mai domandato niente a nessuno, però ho 6 figli, tutti a carico, e ho invidenze e spalle. Quando sei venuto a sapere che a Bologna ho rimesso 80.000 euro di tasca a me, ho perso il rispetto dei miei concittadini. Che figura che faccio un giro mie? Sono una vergogna di sena. Nessuno mi faccia un prestito e quando mia moglie mi manda a cattaolette devo pagarlo in contanti. Se la libertà non l'ha preso, invidei comunque non mi costa un casino, tutte insieme alle spalle. I miei parenti mi vedono internato, non mi riconoscono più. Metteva in mano sul portafoglio e cattesto bellin di DVD do video per finanziare il prossimo video del 25 aprile. Con lei c'ha libera informazione, le più importante di tutti. Chi vuole può riceverlo gratis, il DVD, gratis, una parola che mi fa rabbrividire. Ma dovrà fare i conti con la sua coscienza e con me frè, perché me frè diventa matto, va bene? Arrivederci a tutti. Sul serio, pensa che bello avere Beppe Grillo come presidente del consiglio. Sarebbero contente milioni di persone se avessimo un comico al posto di un buffone. Mi viene naturale esprimere questa protesta, non ne posso più di chi all'età